Crack Veneto Banca, a Treviso l'apertura del processo a carico di Vincenzo Consoli, la difesa chiede il trasferimento a Trento, l'imputato dice rifarei tutto, sono fiducioso. Paura in serata a Sant'Alberto di Zero Branco per una rissa tra nomadi, un cittadino segnala un colpo di pistola esploso in aria, non risultano feriti, intervengono i carabinieri. Decolla con il deltaplano ma precipita e muore, dramma a Borso del Grappa, la vittima è un 84enne di Montebelluna, era il secondo lancio della giornata. 40.000 vaccinazioni al di fuori delle categorie previste, la Regione chiede alle ULS di verificare a che titolo siano stati immunizzati questi soggetti, accertamenti del NAS, il direttore Benazzi, rispettate le priorità. Nel primo weekend in arancione diversi parrucchieri nei centri commerciali hanno tenuto aperto nonostante la norma non lo consenta, polemica nella categoria. A Maser, palestra aperta nonostante le normative anti-Covid, ieri sera è arrivata la sanzione, 400 euro al titolare e ai 15 clienti che si stavano allenando. Il 10 aprile 1991 la tragedia del traghetto che si incendiò dopo l'impatto con una petroliera, 140 vittime, 7 trevigiane, 30 anni ancora senza colpevoli. I familiari delle vittime dicono dobbiamo sapere la verità. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, allora in primo piano, come avete visto e sentito dai titoli, in tribunale a Treviso l'apertura del processo a carico dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli. Io voglio una giustizia giusta, basta, solo questo. Non è neanche l'una quando Vincenzo Consoli e il suo legale Ermenegildo Costabile lasciano il tribunale di Treviso dove è iniziato il processo a carico dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca. All'esterno ad attenderlo solo giornalisti e operatori. Abbiamo trovato un tribunale molto attento e che sta affrontando le prime fasi del processo. Io posso dire soltanto questo, io non sono mai stato in un tribunale, quello che mi passo di capire però ho visto lì un collegio giudicante attento e sereno e quindi sono fiducioso. L'avvocato rimane qualche passo indietro, Consoli si ferma per aspettarlo e si lascia andare a qualche altra considerazione. Sul fatto di essere presente, dottor Consoli, che sensazione anche umana è stata? Sono abituato a tante cose, questa qui è una cosa pesante. L'amarezza è formidabile, l'amarezza. Tornasse indietro farebbe qualcosa di diverso, non lo so. Esattamente quello che ho fatto. Non comprerei più i 2 milioni di titoli nel 14 e nel 15, quando io non c'ero più. Se ne è pentito? Eh sì, perché li ho persi. Anche Consoli si sente dunque un danneggiato dal crack di Veneto Banca di cui si trova ora unico imputato a rispondere. Ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto le accuse a suo carico. Udienza fissata alle 9.30 all'esterno a manifestare alcuni risparmiatori truffati. Alla stampa viene consentito di seguire i lavori in aula in videoconferenza. Si procede con la costituzione delle parti civili e le eccezioni preliminari. 30 i testimoni che il pubblico ministero Massimo De Bortoli chiede di poter sentire, 200 la difesa. Il legale di Consoli avanza la richiesta di incompetenza territoriale di Treviso perché 2 giudici del distretto d'appello di Venezia sono o erano azionisti della banca. Richiedendo ancora una volta che il Tribunale voglia con sentenza dichiarare la propria incompetenza in favore della Procura, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Io ritengo che la problematica suggerita dal collega della difesa dell'imputato sia molto suggestiva quanto infondata. Comunque lo deciderà il Tribunale. Io credo che Treviso celebrerà questo processo e lo porterà fino in fondo. Il clima tra i difensori è sereno, ovviamente determinato, perché ciascuno sostiene le proprie posizioni, come è giusto che sia. Il Presidente ha appunto detto che fisserà un'udienza la settimana. Oggi sono state appunto avanzate molte contestazioni da parte della difesa Consoli. Prossima udienza lunedì 19 aprile. Un calendario serrato per evitare che il procedimento finisca con un nulla di fatto. Credo che si giungerà ad una sentenza assolutamente prima della prescrizione dei reati. La cronaca allarme nel tardo pomeriggio a Sant'Alberto di Zero Branco in seguito a una telefonata che parlava di una sparatoria in via Puccini. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Al momento pare si sia trattato di un litigio tra componenti di diverse famiglie nomadi. 2 persone sono residenti in zona, altre 4 o 5 sono arrivate nella frazione di Zero Branco a bordo di 2 auto. I litiganti sarebbero in breve passati dalle parole ai fatti, sono volati pugni e calci, ma al momento non risulta siano stati esplosi colpi di arma da fuoco come qualcuno
qualcuno aveva ipotizzato in un primo momento. Sul posto sono presenti diverse pattuglie dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. Non si segnalano lesioni particolari tra i partecipanti alla rissa. Se avremo altri dettagli di quanto accaduto davvero poco fa a Zero Branco ve ne daremo conto durante il nostro telegiornale. Intanto andiamo a Borso del Grappa, la tragedia di un 84enne, un uomo di 84 anni che era al secondo lancio con il deltaplano e purtroppo è precipitato. Col del Pupolo a Borso del Grappa, proprio nella rampa del decollo dei deltaplani, un ultimo volo che invece ha riservato la morte ad un pilota, Enzo Giordani, 84enne di Montebelluna. Atletico, era in realtà il suo secondo volo della giornata, un vero esperto che volava in quelle zone da almeno 40 anni. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo abbia commesso un errore o sia stato colto da malore proprio durante la corsa che precede la fase di decollo, anche perché la giornata di oggi, a dire degli esperti, è stata una giornata ottimale, senza correnti d'aria pericolose. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Pieve, che hanno cercato di raggiungere l'uomo, ma con grande difficoltà visti i rovi sui quali è precipitato. Necessario anche l'intervento dell'elicottero, sul posto anche i carabinieri. Torneremo alla cronaca fra poco, torniamo a parlare adesso invece dei vaccini. Il presidente del Veneto Luca Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarini hanno dato mandato oggi ai direttori generali delle ULSS di avviare verifiche per arrivare a catalogare i soggetti non meglio classificati che hanno ricevuto finora in regione 40.000 somministrazioni di vaccino anti-Covid. Sottogruppo pari appunto a 40.000 somministrazioni, elencato nella categoria altro, costituisce il 3,5% del totale delle somministrazioni effettuate in Veneto. Se ne è parlato in questi giorni, quindi c'è questa verifica della regione. Di questo, ma anche della mancanza di dosi di vaccino, parla nel prossimo servizio il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Venazzi. Vediamo il servizio. Campagna vaccinale sotto la lente dei carabinieri del NAS da una parte e portata faticosamente avanti dall'altra per la carenza di fiale. Si continua a eseguire circa 4.000 vaccinazioni al giorno, quando, con le strutture messe in piedi, se ne potrebbero somministrare il doppio. Ma anche per la prossima settimana non ci si aspetta grandi forniture di siero. Noi dovremmo avere circa 21.000 dosi di Pfizer che arrivano mercoledì mattina e circa 3-4.000 dosi di AstraZeneca e niente altro. Rischiamo martedì di non fare la seduta perché non abbiamo più dosi. Martedì giornata di vaccini a rischio dunque, mentre su quelli eseguiti finora il direttore generale dell'ULSS 2 è sereno, anche di fronte all'ipotesi che i carabinieri decidano di visionare le liste dei soggetti a cui sono stati destinati. Noi siamo a disposizione comunque, so che i NAS stanno valutando in tutto il Veneto queste liste, io le sto raccogliendo anche per vederle, perché io credo dal punto di vista della congruenza di queste ci sia tutta. Se poi per caso qualcuno all'interno dei centri, questo non lo so, ma lo verificherò, ha messo dentro qualcuno che non era, ovviamente non aveva diritto, questo lo andrò a appurare, però mi sembra impossibile. Né il personale del Tribunale né della Prefettura è stato ancora vaccinato, chiarisce infine Benazzi, e qualcuno manca all'appello anche tra le forze dell'ordine. Ci siamo dimenticati chiaramente delle forze impegnate all'interno del carcere, che comunque andremo adesso, appena ci arriverà del vaccino, andremo a fare anche loro. Intanto sul fronte economico, nel primo weekend in arancione è scoppiata una guerra tra parrucchieri. Guardate di cosa si tratta. La guerra dei parrucchieri e la confusione sui centri commerciali. Gli acconciatori che hanno il negozio nelle gallerie commerciali possono aprire o no nel weekend? La norma parla chiaro, no. Eppure nel primo sabato del Veneto in arancione regna il caos. Da Treviso a Venezia a Vicenza fioccano le segnalazioni di saloni aperti eppure subissati di prenotazioni, visto che dopo 3 settimane di chiusura la voglia di messa in piega, taglio e tinta è tanta. E monta la rabbia di chi ha tenuto chiuso. Da dove origini la confusione cerca di spiegarlo Confartigianato, che rimarca la differenza tra le misure previste dal decreto Conte rispetto a quello di Draghi. Noi siamo artigiani, quindi doveva rimanere chiuso solamente l'attività del commercio, che poteva essere una vendita di un vestito o di una scarpa. Quindi noi non facevamo parte di quella realtà, essendo
attività artigiane, quindi c'era stata data l'apertura. Questo perché dico? Perché ora invece nel decreto che hanno emesso Draghi proprio è esplicito che le attività di servizi alla persona all'interno dei centri commerciali c'è la chiusura. Quindi nel weekend parrucchieri chiusi nei centri commerciali, un'ingiustizia, dice Confartigianato, che ha già avviato una raccolta firme per l'equiparazione delle attività dentro e fuori la grande distribuzione. Resta la questione di chi oggi ha aperto, furbetti dell'acconciatura o convinti in buona fede di poterlo fare? Niente, quindi chi ha tenuto aperto in buona fede oggi lo ha fatto, se non è andata dentro nessuna ispezione potrebbe anche passarla liscia, però ovviamente avendo un registratore di cassa che fa uno scontrino online la verifica ti viene. C'è chi dopo ovviamente dice vabbè ci provo e tengo aperto, però la realtà è tutta un'altra. La sanzione invece è arrivata. Iuri, il titolare della palestra di Maser, che aveva annunciato proprio da noi di voler aprire, ha tenuto aperto, ma è arrivata appunto la sanzione anche per i suoi clienti. Ieri sera alle 19:30 sono arrivati i controlli. Voglio precisare che comunque sono stati gentili, cioè quindi hanno fatto il loro lavoro come dovevano farlo e noi abbiamo fornito tutti i nostri dati. Se lo aspettava Iuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser. Le forze dell'ordine sono arrivate ieri sera dopo l'apertura al pubblico dell'attività diventata il simbolo del mondo del fitness che non ce la fa più dopo praticamente un anno di chiusura. Hanno preso tutti i dati di tutti quelli che erano qui dentro, eravamo in una quindicina di persone e il verbale ieri sera non è stato fatto. Stamattina hanno cominciato a notificare i verbali a ognuno di noi. 400 euro di multa a testa per il titolare come per la quindicina di clienti che si stavano allenando nei locali della palestra. Ed ora cosa succederà? Iuri, che ha anche partecipato martedì scorso alla manifestazione in piazza Montecitorio, poi sfociata negli scontri con le forze dell'ordine, ha le idee chiare. Intanto non li paghiamo, procederemo con la solita procedura che ci è stata comunque consigliata, che è quella di aspettare la vera e propria sanzione che dovrebbe arrivare dai 60 ai 90 giorni. Se ci arriva quella, noi faremo il ricorso tramite i nostri avvocati. Se non ci arriva, tutto questo decade. E nonostante i controlli, Iuri ha intenzione di andare avanti e continuare ad aprire la propria attività. Non dobbiamo aver paura e apriamo, anche perché solo così riusciamo a riprenderci la nostra dignità, perché lavorare non è un reato, ma è il nostro diritto. Riapertura regolare invece quella del mercato al completo a Treviso. Oggi era il primo giorno del nostro viaggio tra le bancarelle. Più felice della giornata di riapertura o più preoccupato perché comunque c'è tanta gente? C'è tanta gente, ma tanta gente corretta e quindi sono sicuramente felice di rivederli. E con il sindaco tutti i trevigiani sono contenti della riapertura totale del mercato settimanale. Dal mattino un flusso continuo ma disciplinato. C'è una bella giornata di sole, quindi ci aspettavamo questa grande affluenza. All'interno ci sono 10 agenti che stanno controllando gli assembramenti statici, però direi che il bilancio è positivo perché non ci sono stati assembramenti, nessuna sanzione. Tanta attenzione dei cittadini stessi per evitare concentrazioni tra i banchetti, ma anche ai varchi immancabilmente sorvegliati dagli alpini, ma non solo. I cittadini si sono comportati bene e approfitto per ringraziare i volontari alpini e i volontari dei carabinieri che ci hanno supportato oggi e direi che è andato tutto liscio. Voto 10, la popolazione 8+. Valutazione simile da parte degli stessi cittadini. Tanta voglia di tornare, di riprendere. Però mi pare che siano abbastanza distanziati. Direi abbastanza, sì. Comunque c'è tanta gente. Promossi o bocciati i trevigiani? Quasi promossi. Oggi promossi, pieni voti. Commercianti contenti su tutti i fronti, partendo dalla frutta e verdura. Promossi o bocciati i trevigiani? Promossi. E finendo poi ai fiori. Secondo me non è andata poi così male. Tanta gente. Quindi che fiore gli regaliamo? No, crisantemi. Infine il voto più importante di oggi l'ha dato chi ha vissuto sulla propria pelle il contagio. Io non pensavo mai di vivere un'esperienza come questa. Pensavo fosse una cosa molto più facile da affrontare. Diciamo che chi non ha provato, non ha visto e non vuole vedere un po' più da vicino è un po' superficiale. Forse lo ero anch'io, guardi. Comunque contenta di essere tornata al mercato? Chiaro che sì,
Torniamo alla cronaca, torniamo a parlare della tragedia che abbiamo raccontato ieri sera nell'apertura del nostro telegiornale, lo schianto di Pieve di Soligo, la morte del 28enne Valentino Pittaro. Oggi la comunità ovviamente è sconvolta. Valentino era una persona molto conosciuta e molto stimata in paese, la comunità è rimasta sotto shock da questo lutto. Lungo la strada provinciale 34 che porta a Pieve di Soligo sono ancora visibili le frenate della motrice del tir che si è scontrata frontalmente con la Ford Focus condotta dal 28enne Valentino Pittaro. Nell'impatto l'auto è stata quasi disintegrata incendiandosi con il motore scaraventato a decine di metri di distanza. Autista per conto della ditta Storia, Valentino era molto conosciuto in paese. Come amministrazione ci siamo subito attivati per dare tutto il supporto psicologico possibile ai due genitori. La data del funerale è ancora da stabilire. Esprimiamo la nostra più viva e sentita vicinanza alla famiglia Pittaro, alla mamma, al papà, ma anche a tutti gli amici che abbiamo visto stringersi attorno alla famiglia. Il 10 aprile del 1991, la tragedia del Moby Prince, il traghetto che sulla rada del porto di Livorno si schiantò contro la petroliera Agip Abruzzo, provocando l'incendio che uccise 140 persone, tra queste le 7 vittime trevigiane. Ne abbiamo parlato anche nel corso della nostra edizione straordinaria. I coniugi Ernestino e Antonietta Daltezzone, il figlio Ivan, la nonna Maria Marconi, il cugino Pasquale Dalzotto, che venivano tutti da Biadene di Montebelluna, e poi i coniugi Gino Guizzo e Giuseppina Martignago di Volpago. Si stavano recando, come sapete, in Sardegna per le nozze della figlia di Ernestino e Antonietta. Una tragedia che dopo 30 anni non ha ancora un colpevole. Allora, grazie all'archivio storico di Antenna 3, ripercorriamo in poco tempo le immagini di quel dramma terribile che ancora, lo ripetiamo, non ha un colpevole. Guardiamo. E allora nel prossimo servizio il nostro microfono la testimonianza delle figlie dei coniugi Guizzo a Volpago del Montello in questa giornata davvero particolare. Sono passati 30 anni, oggi è l'anniversario, sì. Ma il dolore è vivo. È vivo sempre, no, non passerà mai, anche perché c'è tanta rabbia. Io quando mi alzo al mattino ho la foto in cucina e li saluto, che mi diano la forza di andare avanti ogni giorno. In questi 30 anni vi siete fatte tante domande. Tantissime domande, è importante la verità, perché spero di morire sapendo come sono morti. Purtroppo non ce le danno queste risposte, dovrebbe partire una nuova commissione sia parlamentare che del Senato e speriamo di venirne fuori. Voi non smetterete mai di cercare la verità? Mai, finché non muoio. Finché non moriamo. E dopo ci saranno i nostri figli, perché comunque hanno lottato con noi. La famiglia, non potendosi recare a Livorno, si è riunita nella casa Volpago del Montello che Gino Guizza e Giuseppina Martignago erano riusciti a costruire dopo anni di lavoro in Svizzera. Nel giorno dell'anniversario hanno deciso di passare la giornata insieme per vedere le foto di famiglia, per parlare dei loro cari. I nipoti indossano le magliette del comitato Io sono 141 con dietro le scritte Verità e giustizia sul Moby Prince, 140 morti, nessun colpevole,
mentre ascoltano dei racconti sui nonni che non hanno mai potuto conoscere. Guardando queste foto provo molte emozioni, ma anche molta rabbia, perché i miei nonni vorrei averceli qui al mio fianco. Probabilmente se i soccorsi fossero arrivati più tempestivamente, i nostri nonni sarebbero ancora qui con noi. Però noi continueremo a lottare fino alla fine. 169esimo anniversario della polizia, il secondo ai tempi della pandemia. In questura a Treviso oggi la cerimonia in forma ridotta per le norme anti-Covid, con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo dei caduti, come vediamo nelle immagini. Nell'occasione è stato diffuso il bilancio di un anno di attività della polizia. Ovviamente un anno particolare condizionato dall'emergenza sanitaria, con un calo generale dei reati nella Marca del 24,7%. Da segnalare il boom di truffe online con quasi 300 casi accertati, 80 episodi di attacchi a privati e aziende e una maxi truffa da 500.000 euro ai danni di Poste Italiane, con l'individuazione dei 5 responsabili. Questi dati più importanti di un'annata appunto che ha visto calare effettivamente il numero dei reati anche per il lockdown che si sono appunto susseguiti durante questo anno davvero particolare. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi il presidio di oggi dei lavoratori dell'agricoltura. Rieccoci in diretta, allora ripartiamo da Treviso e dagli stagionali del mondo dell'agricoltura oggi in presidio, vediamo perché. Il governo col decreto ristori ha dimenticato di ristorare proprio alcuni lavoratori che sono quelli del settore agricolo, gli stagionali del settore agricolo. Presidio di protesta oggi in piazzetta Aldo Moro a Treviso. In collegamento con altre città d'Italia, i lavoratori della terra hanno voluto sottolineare come in questo tempo, dove il loro lavoro è stato essenziale per le collettività, non ci sia stata altrettanta attenzione da parte delle istituzioni. Nella Marca i numeri parlano chiaro. Noi abbiamo una situazione in cui ci sono 20.000 lavoratori, 90% dei quali stagionali, con 15.000 aziende circa nel territorio, di cui circa 13.000 vitivinicole. Quanto prende di retribuzione mediamente un operaio in mezzo ai campi? È una domanda a cui la risposta non è semplice, perché la giusta retribuzione sarebbe di 1.200-1.300, ma poi le buste paga che vediamo sono molto inferiori. Non emergono tutte le giornate lavorate, non emergono tutte le ore fatte nei campi, e il campo, come sappiamo, non chiama un lavoro dal lunedì al venerdì, ma chiama un lavoro dal lunedì alla domenica. Rivedere i contratti, ottenere ristori anche per i lavoratori degli agriturismi, essere più incisivi con le aziende che ottengono contributi europei ma che non sono regolari con i dipendenti. E se non ci saranno risposte entro fine mese, i sindacati sono pronti ad andare oltre. Partirà una mobilitazione molto più decisa attraverso uno sciopero generale di tutto il comparto agricolo, e vedrà anche coinvolto il settore forestale, che è da 9 anni senza un contratto nazionale. Intanto i coltivatori della Marca fanno i conti con i danni dal gelo. Queste sono gemme che erano predisposte per il prossimo anno, e una percentuale, sono già state bruciate dal freddo, e questa fra poco è tutta secca. In questo campo, nella campagna di Villorba, il gelo ha bruciato il 90% dei fiori di ciliegio e compromesso anche le gemme per il raccolto dell'anno prossimo. Giuseppe Bredariol cammina sconsolato nel suo terreno. Solo pochi giorni fa le sue piante erano uno splendore in fiore. E le due gelate delle 2 notti precedenti in certe aree della nostra provincia, vedi nell'area di Povegliano, Arcade, Giavera, le temperature minime in certi areali sono andati intorno ai -7. Quello che non doveva accadere durante la fioritura si è purtroppo verificato. Il gelo, che ha colpito duramente in molti territori della Marca, ha completamente rovinato la produzione della frutta, dalle albicocche alle pesche, dalle pere ai kiwi, fino a pesanti danni sui vigneti. I kiwi non bagnati dall'antibrina, il danno è quasi totale. Lo stesso dicasi per le mele, soprattutto quelle precoci. Non parliamo di ciliegie, albicocche, prugne e susine, dove il raccolto è completamente compromesso. Per quanto riguarda le viti, colpite soprattutto le varietà Prosecco e Chardonnay, in misura anche qua intorno al 20-30%. Parliamo di milioni di euro persi. Dei pochi fiori rimasti indenni nelle piante, non tutti frutteranno. Il 10% che rimane, però, sappiamo che le drupacee, e le ciliegie fanno parte delle drupacee, la prima settimana di maggio hanno la cascola, l'aborto.
una parte di quelle che si hanno cascano, per cui non sappiamo alla fine la percentuale che rimarrà. Una situazione drammatica per molte imprese agricole che hanno visto perdere in 2 giornate il lavoro di un intero anno. Come non bastassero i danni a causa del maltempo, poi quando il frutto matura sull'albero insorgono altri problemi. Sappiamo che c'è il problema degli insetti, cimice asiatica e Drosophila Suzuki, che danneggiano la frutta. A Treviso di nuovo per l'ultimo saluto della città il professor Ulderico Bernardi. I fiori di ciliegio che amava tanto, portati dalla nipotina adorata, hanno accompagnato Ulderico Bernardi nel suo ultimo viaggio. Una cerimonia composta in quel tempio di San Nicolò che tante volte ha visitato, studiato, ammirato. Il professore, l'uomo e lo studioso dell'uomo ha salutato l'università, l'Ateneo e la Fondazione Cassamarca, ma soprattutto i suoi tanti studenti oggi presenti alle esequie. Che lascia una bella eredità, che è quella innanzitutto nella memoria dei suoi ex studenti, e ne ha avuti tanti tra i Riccati e poi l'università. E poi c'è il piano scientifico. Sul piano scientifico credo che l'eredità maggiore è di aver seguito e capito negli anni soprattutto 80 le grandi trasformazioni che non solo la provincia di Treviso ma tutto il nord-est stavano vivendo. Un'eredità importante, i suoi libri, le sue interviste e anche i suoi interventi quando da presidente del consiglio di amministrazione di Bassano TV, oggi Gruppo Media Nord-Est, raccontava il Veneto ai Veneti. Ed è questo il testimone che Ulderico Bernardi ha lasciato sul sagrato di San Nicolò, sperando che qualcuno lo raccolga al più presto. E una figura di questo tipo deve per forza esserci, perché noi non abbiamo solo bisogno di vivere le trasformazioni, ma abbiamo soprattutto bisogno di governarle, e per governarle bisogna capirle. Le notizie dal Bellunese. E anche davanti alla prefettura di Belluno il presidio dei lavoratori dell'agricoltura. Sono 1900 i lavoratori stagionali impiegati in agricoltura in provincia di Belluno, fortemente penalizzati dall'emergenza Covid e che non hanno ricevuto né bonus né sostegni né con il decreto di dicembre né con il recente decreto sostegni. Per questo motivo FAI, FLAI e UILA chiedono alcune misure indispensabili a tutelare lavoratrici e lavoratori, senza dimenticare gli stagionali impiegati nella coltivazione e nella raccolta di frutta e verdura, indicati per tanti mesi come essenziali perché hanno assicurato cibo fresco sulle nostre tavole durante il periodo del lockdown. I lavoratori stagionali dell'agricoltura sono stati ancora una volta esclusi dalla possibilità di ricevere dei bonus ancora questa volta nell'ultimo decreto, il decreto sostegni. Era già successo a dicembre scorso, sono lavoratori definiti essenziali ma poi di fatto dimenticati dalle istituzioni e questo non è accettabile secondo noi. Un caso particolare è poi quello delle lavoratrici e dei lavoratori degli agriturismi e del settore del florovivaismo che nel 2020 non hanno potuto lavorare e nemmeno raggiungere i requisiti utili per accedere alla disoccupazione agricola e non hanno ricevuto alcun tipo di ammortizzatore. Siamo in piazza prevalentemente soprattutto per il mancato riconoscimento dell'aiuto alle ragazze che lavorano negli agriturismi, dove non è riconosciuto un quanto economico, un po' di ossigeno, voglio dire, di ristoro, dove ci troviamo come giustamente nel settore del turismo viene riconosciuto alle cameriere 2 soldini di ossigeno, stesse persone, stesso lavoro, solo che sono nell'agriturismo non gli viene riconosciuto nulla. In questi giorni abbiamo raccontato del titolare del ristorante Acero Rosso di Vodo di Cadore che aveva riaperto in sicurezza come quando si era in giallo. Ebbene, c'è stato, dopo una prima serata tranquilla in cui non c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine, c'è stato invece l'intervento poi della Guardia di Finanza e l'erogazione di una sanzione di 400 euro e il provvedimento di chiusura per 5 giorni del locale stesso. Lo sconforto poi del titolare che sembra intenzionato ad alzare bandiera bianca e quindi rinunciare a ulteriori tentativi di apertura. Un po' una storia che fa il paio quanto abbiamo raccontato su Treviso con il titolare della palestra di Masera. Adesso invece il sopralluogo sul torrente Caorame in comune di Cesio Maggiore per l'assessore al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacin. Valcanzoi, torrente Caorame.
Un sopralluogo ha permesso di verificare i risultati conseguiti nel consolidamento degli argini in piena armonia con il cronoprogramma. I tempi sono rispettati, tenete presente che qui il contratto è stato firmato qualche mese fa, siamo ancora nel periodo freddo, anche oggi è abbastanza freddo e quindi l'impresa sta andando avanti. L'obiettivo è quello di terminare nel più breve tempo possibile, ancora qualche mese, ovviamente meteo permettendo. Stiamo lavorando in un corso d'acqua, quindi quando lavori in un corso d'acqua le condizioni meteo sono determinanti per la prosecuzione dei lavori. Gli interventi hanno il valore di 1.200.000 euro e sono stati seguiti dal Comune come soggetto attuatore all'interno del piano Vaia. Stiamo facendo un lotto di lavori che fa parte di un grosso intervento con i finanziamenti post Vaia. Quello che vediamo in particolare alle mie spalle è il consolidamento della scogliera del torrente Caorame che aveva rotto gli argini a fine ottobre 2018 durante la tempesta Vaia appunto, mettendo in serio pericolo l'abitato di Leave, che è una delle piccole frazioni della valle. Un secondo intervento per un valore di 300.000 euro è in completamento Piamonte, mentre un altro, utile anche per la viabilità comunale e per il quale sono stati investiti 840.000 euro, è già stato completato dagli uffici del Genio Civile di Belluno. Quando si interviene a monte, come in questo caso, si garantisce la sicurezza anche di chi sta a valle. Sono cantieri che spesso non si vedono, sfuggono i passaggi così anche veloci, rapidi che facciamo sulle strade, però vengono fatti e hanno uno scopo importante, garantire la sicurezza dei cittadini. È tutto, vi lascio al meteo, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Benvenuti al meteo. Una perturbazione investe il nostro territorio causando un forte maltempo e così nel weekend avremo caratteristiche climatiche somiglianti all'autunno. Il dettaglio di domenica 11 aprile. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, il cielo risulterà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse un po' su tutta la regione. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità. Venti tesi dai quadranti orientali. Temperature stazionarie o al massimo in lieve calo, minime tra i 7 e i 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di tempo perturbato, piogge ovunque, vedete, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi invece sugli 11-13 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, rovesci dappertutto, maggiori schiarite sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime infine sui 10-12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.